Questi sono alcuni blocchi in basalto pertinenti alla muratura esterna del nuraghe. All'interno ora questi sono inglobati in questo muro di cemento, ma dovrebbero essere alcuni filari ancora in posto della struttura del nuraghe. Alcuni ricordano ancora una parte della struttura del nuraghe all'interno di questi cortili, ma ormai è stato in parte abbattuto, anche se probabilmente al di sotto potrebbe esserci ancora qualche resto da mettere in luce. C'è la presenza di questo nuraghe dà poi il nome al paese di Nuracchi. Mio babbo faceva il sacrista, no? Eravamo a Cavras, poi siamo arrivati qui. E da qui noi ci siamo mossi. Le feste sono più cambiate, non è come prima. Prima faceva il fogallone Reiauto, no? Ma adesso non lo fanno più. E anche la gente è cambiata. Prima si riunivano tutte le persone, andavamo nelle piazze, giocavamo a carte, eravamo più... Adesso ognuno per conto suo. Ciao. Abbiamo fatto bene, siamo giocati. Natalia, votare che dasi? Pulli questa noce, andano roci. Veronica Natalia, e poi Maria. non se portai con una busta che non ti sarebbe messa a macchina. Questa grancina. Io suggerevo, perché stai su brutto. Nel 1984, durante i lavori di restauro per la chiesa di San Giovanni Battista, ci furono circa 2 anni di lavori durante i quali viene portata in luce la parte più antica della chiesa, ma non solo, si scoprì un'area preistorica costituita da sacche del Neolitico recente. Sempre durante i lavori di restauro vengono messe in luce anche alcune sepolture del periodo alto medievale, perché la chiesa viene utilizzata intorno al VII secolo al di fuori della chiesa come area ancora di sepoltura. Sono delle sepolture in sarcofago, sepolture in fossa, dove vengono seppelliti dei defunti guerrieri, probabilmente uno stanziamento di guerrieri bizantini che stavano stanziati nella stazione di Nuracchi. Ci sono diverse fonti del periodo romano e medievale che parlano appunto dell'esistenza di una stazione, una statio ad Nuragas, nel quale probabilmente poi intorno al VI secolo viene collegata anche questa chiesa. Questa primitiva chiesa. Questa stazio era appunto una stazio di passaggio, quindi per rifornimento per chi viaggiava nella strada da Cornus verso Tarros. Mi chiamo Valeriano Sardo, sono di Nuracchi e sono un piccolo produttore vitivinicolo. Che dire, produco come vini prevalentemente Niedera, che è un'uva tipica
del nostro Campidano, rossa, e vernaccia. La vernaccia è l'uva proprio della nostra zona, quindi bisogna averla per forza in queste cantine del genere, in Ladrini. Questa cantina è una cantina forse tra le più o la più antica di Nuracchi, è stata costruita a fine 800, è risalente al mio bisnonno, che era il più grosso produttore di vernaccia di Nuracchi. Beh, hanno cantato, io. Vai, vai. Abbiamo smesso, guarda, proprio di vendere un 3 anni, se no facevamo solo caffè. Deo vivo a Nuracchi. Deo vivo a Nuracchi. Se non nasce vive in Nuracchi. Deo vive a Nuracchi. Deo vivo a Nuracchi. Quando alle arie mie saputa da freigare, quando mie alle arie a filare a tesse, quando su sole adesso falandeca in Punteseo, quando s'amorato meo zucchichella domo tua, quando viori seua, che viori di Bernardo, quando si via porcato vaghin caso porchino, quando si via cammino in su mare castello, quando mia tisanedro poi sposarebbero me, quando si via su re in su Monteleone, quando si via Sanzone fu edendo in italiano, quando su zona Irano la si via così zeri,
quando s'ammela mi vedi da prunas ad altare, quando mias alle arias a filare a tesse, quando su sole adesso falandecca in punteseo, quando s'ammorato meo zughichella do modua, quando viori saua che viori d'invennarzo, quando s'avie poccarzo vaghinda e caso porchino, quando s'avie cammino in su mare castello, quando mi tisaneggio voi sposarebbero me, quando s'avie su re in su Monteleone, quando s'avie Sanzone voi adendo in italiano, quando su zone ranula s'avie cusizzeri, quando s'ammella mi vedi da prunas ad altare, quando s'avie su mare in su giardino de rose, quando s'avie rabosa de nou vreigato con righedde e corammato. Cos'è manna là?